Perfetto. Ed eccoci qua, amici telespettatori. Benvenuti nella rubrica dei cuori solitari. Dei cuori solitari. Oggi, naturalmente, in novità assoluta, trasmettiamo una bella diretta con il nostro Cicciuzzo di Campobello di Mazzara. Aspettiamo che qualcuno si metta in linea. Mettiamo la telecamera a posto. Ok, ci siamo. Sì, a posto. Un altro poco. Ovviamente poi c'è da leggere i messaggi. No, messaggio, mascherina. Ah. Mascherina magari qui sì, Un magari... poco di pelo cresciuto c'è. Ah. Allora, c'è Mike che ci saluta. Ciao Mike. Ciao, ciao. Allora, io naturalmente mi ho preparato l'occhiale perché Mike, Alberto e Cicciuzzo. Bentornato Ciccio. Vediamo chi è questo che ti scrive. Bentornato Ciccio, aspetta che mi canci l'occhiale. Vediamo. Polli. Polli ti saluta. Ciao Polli. Ciao Polli. Sapone di mare, bentornato, grazie Sapone di mare. Poi c'è Alfonso Bonifacio. Alfonso Bonifacio ti dice ciao Cicciuzzo, sei sempre un bell'uomo. Ciao. Ma veramente di lontano ci vedo. Di lontano sì ci vedo. Purtroppo tutto a posto. Tutto a posto. Allora ragazzi, il nostro Cicciuzzo è qui nella rubrica dei cuori solitari perché oggi, questa sera, naturalmente come vi ho spiegato all'inizio del video, è novità assoluta. Questa sera io trasmetto i cuori solitari in diretta assoluta su YouTube, cosa che è la prima volta, non l'ho mai fatto. E Cicciuzzo sbagniamo questa bella rubrica dei cuori solitari. Allora Cicciuzzo, avvicinate un pochino così ti vedono, vedete a Cicciuzzo, vedete che bello. A chioma sembra il solito. Sicuramente si mantiene una parolina purtroppo così sono. Come mai ti mantiene così sicuro? Purtroppo la sostituzione, Alberto, non posso mai... Io ho fatto di tutto e per tutto, si poteva pigliare qualche poco Chilo. di qualche chilo di quello che posso pigliare. Però mangi, non è male. Sai, si mangia normale. Quando vuoi ti mangi al giorno? Una volta, 2 volte al giorno. Sai, una volta, 2 volte? Sì, 2 volte così. Vabbè, dipende. Secondo me sta a mangiare chiossare. Magari chiossare. A volte, Sì. Vabbè, è importante che... Vabbè, qua mi scrivono si è ripreso Cicciuzzo, ti sei ripreso? Ah, sì. Un pochino dall'ultima volta. Ringrazio a Dio, sto bene. Allora ragazzi, se c'è qualcuno, naturalmente una volta che siamo in diretta, che vuole fare qualche domanda particolare a Cicciuzzo è qua, pronto a rispondere alle vostre domande. Per cui sbilanciatevi pure, Cicciuzzo è qua a vostra disposizione. Allora Cicciuzzo, ricordiamo, tu sei sempre in cerca dell'anima gemella, giusto? Perché sei singolo. Sì, non hai trovato a nulla. No, non mi ha questo nessuno, però qualche cosa l'avevo trovato. Avvicinate un pochino a cosa ti vedono meglio. Qualche cosa l'avevo trovato, però non è cosa per me, è più grande di me, è 62 anni, 62 anni vabbè. Io ce ne ho 48, ma non va bene. Allora, qua c'è una fans che dice l'hai più sentita alla tua ex? No, anzi completamente. Fa danni quella persona. Fa danno, mi ha danneggiato troppo mi ha danneggiato. Anzi vi dico un'altra cosa, che io sono sincero, quindi non c'è manco il motivo di disprezzare le persone, ve lo dico bello a chi sembra liberamente in diretta, ve lo dico prima. Non c'è bisogno di questi sputtimenti, questi discorsi, lo dobbiamo finire. Però diciamo, io voglio il rispetto. Però c'è un poco di sole, secondo me è meglio che mi sposto, così si vede meglio. Perché quando uno giudica una persona male è meglio non guardarmi, se uno viene giudicato così. Non è bello giudicare le persone che io non faccio niente di male. Così va bene? Non è più ritornato, mi ha fatto un disastro, mi ha fatto. Ora si è messo con un'altra persona, ha cambiato ormai di uomini, ha cambiato, cambia sempre uomini. Ora l'ultimo che si è preso, si chiama Niduzzo. Ma è Niduzzo, bello sì. Ora sì che ti consasti, Niduzzo. Allora c'è un altro fans qua che ci scrive. Allora. Vogliono sapere lei dove sta?
Ah, stai di sua madre, convivi, dici che convivi, che quando sarà si deve sposare, ma che si va a sposare? Sì. Non ce l'ha, cervello non ce l'ha. Perciò, Giustamente non vogliamo più approfondire perché giustamente sono cose delicate e quindi sì, evitiamo di approfondire sì, sì, la cosa troppo. i nonni non ci dobbiamo andare perché siccome c'è un po' una cosa complicata con lei, è meglio un pochettino lasciare perdere. Però va, ogni notte si può anche si può parlare. La colpa è la sua è stata, lo sa perché? Allora, io convivevo con lei da 16 anni, ho 4 bambini, però una non c'è più che è deceduta, è a 8 mesi che l'abbiamo formata, però la certezza l'aveva mia cognata affidata, perché la colpa è stata della madre che fece togliere le mie figlie, senza né mangiare né vivere. Perché Allora, c'è questo che vuole essere salutato, Samuele. Samuele 27, vuole essere salutato. ciao Saluta Samuele, Samuele. ciao Samuele. Io c'è pure un figlio che si chiama pure Samuele, che sta qua a Marsala. Con la prima moglie, io ce l'ho, c'è uno che si chiama Samuele, mio figlio Samuele, e abita qua a Marsala. Barzellettopoli ci saluta. Ciao Barzellettopoli. Ciao, Allora, c'è Tony. Tony che dice ciao Cicciuzzo, non ti preoccupare, troverai un'altra donna. speriamo, perché io l'ho trattata per bene questa Allora, cosa. c'è Sapore di Mare che ti fa una domanda, ma se dovesse ritornare la tua ex, tu la perdoneresti? Io non la perdono più, perché la potessi perdonare, però io non la posso perdonare, quello mi ha fatto del male enorme, mi ha fatto un disastro, mi ha combinato. Ciao Leo! Perciò, perciò se ne va con un altro uomo, ne ha cambiato 4, 5, 6, 7. E ora l'ultimo di tutto si chiama Nerluzzo, questo Nerluzzo, lo conosce. Allora, con questa persona ne ho 4, però uno non c'è più. E me ne restano due maschi e una femmina. Uno ha 13 anni, uno ha 11 anni e l'altro no. Questa domanda, lei vuoi ancora bene? Certo. A diretta. Mi hanno domandato se le vuoi ancora bene. Le mie figlie? Sì. Certo che No, a tua figlia, alla tua ex. no, no. Completamente. Alle mie figlie sì, che sono il mio sangue. Le mie figlie con tutto il cuore. Ma lei sai che cosa ha fatto? Io ci portavo tutti i regali, telefonino nuovo, e di tutto, ci portavo un po' di tutte le mie figlie, pure le mie nipoti. Però lei sai che cosa, la madre sai che cosa ha fatto? Ha comprato un pacco di caramelle e ce l'ha portato. Aspetta, i tuoi figli dopo tanti anni ci va con un pacco di caramelle, perché non ti vergogni? Certo. Di quello che fai, perché non ti vergogni? Perché c'è un pacco di caramelle e le mie figlie l'hanno rifiutato i caramelli. Appena hanno visto cose mie, mi hanno trattato così. Mi dice sì che papà fece una cosa buona. Tu che mi porti un po' quei caramelli? Che fai con un po' quei caramelli? Mangia delle tue caramelle, quei caramelli me ne accorgo oggi. Allora, c'è Rosalba che ti ha salutato perché si è sintonizzata col sito Barzellettopoli. Rosalba. Ciao, Saluta Rosalba. ciao Rosalba. Poi Ciao, un'altra cosa. Vediamo se c'è qualche altro. Saluti da Genova, ne salutano da Genova. ciao Genova. Angileri ci saluta. Ciao Angileri! Ciao Angeli. Ro- Rosa Maria Angileri. Ciao Rosa Maria Angileri! Ciao. Poi Samuele dice dai Cicciuzzo forza. Poi c'è un altro fan che ha scritto cosa ne pensi della guerra. La guerra è brutta, non è buona la guerra, no, no. Dobbiamo essere tutto il mondo per come eravamo prima. Questa guerra la dobbiamo finire. Perché non è bello che ammazzano esseri umani, i bambini, distruggono tutto il mondo. E sta distruggendo pure il mondo già saranno mangiato vivo. Perché fare questo discorso? Perché? Non è bello fare questo. Dobbiamo avere la pace, non la guerra. Che fa la guerra? La guerra è brutta. Io ho visto un pezzo del giornale mi ho messo pure a piangere per quei bambini, quelli malati, meschini, sono questi giornatelli. Ma chi? Dove è scritto questo discorso? Dobbiamo finire per questa cosa.
Allora. Dobbiamo partire per come eravamo prima. Dobbiamo ritirare tutte cose, tutto quello che c'è, chi gli hanno tutto quello che vogliono fare danno, lo Allora, dobbiamo Adamo ritirare. dice che cosa fai durante la giornata? Durante la giornata sto a casa, poi io esco, vado a comprare la spesa, e quello che ci vuole per la casa, faccio pulizia a casa. Rosalba si è sintonizzata, dice non devi piangere. E lo so, ti ringrazio Rosalba, ti ringrazio. Perché alle volte io sto da solo, va, mi sento tranquillo. Allora, qua c'è un altro fans che Lo dice Lo vedete, guardate, guardate, mia zia mi ha comprato se questo. fece l'orologio nuovo che è il nostro cicciuzzo. Vedi, guardate, che mi manca? Non mi manca niente. Vedi? Questo me l'ha comprato una zia mia, la sorella di mio padre, vedi? Allora, ascoltami cicciuzzo, qua c'è Nunzia che vuole lasciare il tuo numero. Poi c'è Sapore di Mare che dice però lei ti ha amato, voluto bene, anche lei ha sacrificato la sua vita per te, ha accudito tuo padre, ti ha dato dei figli, è stata sempre al tuo fianco. A risponderci. Sì, però sì, allora della mia vita io sempre la rispetto, la amerò sempre a questa mia compagna, che se mia compagna la amo veramente anche per adesso. A me mi ha distrutto il cuore, perché si è messo con il cellulare notte e giorno fare così, notte e giorno, non è bello. Perché fece questo? Che mi ha accumulato questo? Io non ho fatto niente della mia vita. Io non mai conosciuto mai una donna attraverso a lei, mai. Sempre il mio posto. Cioè praticamente ti è mancato del rispetto perché si mise a chattare col cellulare Fece tutte queste cose e dopo. tu ne hai sofferto molto. Ma E- era la prima volta? No, No. chissà, la seconda volta, due volte l'ha fatta. La prima volta e la seconda volta. Quindi la prima volta tu l'hai perdonata. La prima volta, anzi la terza volta che ci fu un altro discorso con voglio Quindi parlare, 3 volte, l'ha fatto tre ha volte. sbagliato 3 volte, ha sbagliato. Allora, la prima volta sbagliava per una cosa troppo brutta, che io l'ho ingagliato con l'occhio, appena andavo, però ho scoperto che c'era una cosa che camminava sotto. E sta cosa è durata un anno è durata questo discorso. E io dopo un anno me ne sono accorto e io l'ho perdonata. Poi la perdono la seconda ora basta, mi feci stancare. Mi feci stancare perché? Perché lei ha fatto questo discorso? Perché non lo doveva fare questo discorso? Specialmente che abbiamo avuto i bambini, perché i bambini soffrono i miei figli, anzi Certo. meno male perché io sono mia cognata. A me mi ha buttato pure fuori dalla casa mia, mi ha buttato fuori dalla mia casa. Mi chiudevo la porta e steso una settimana fuori, in mezzo alla strada, mentre che pioveva. Bello è, che come a casa mia, e tu mi butti fuori senza che tu ne mangi né bibite, perciò sei una mascolo d'ingia, bello è, bello onore, bello così, non è bello. Certo, passiamo alla domanda diversa. Questa è Rosalba Plata. Si deve perdonare, Ciccio, nella vita si deve sempre fare del bene. Sì, ma ho deciso di sposare che sono capo vecchio. Si può perdonare, io devo perdonarmi, non gli perdono, io non posso perdonarla. È lei che mi va bene sotto a me, di sicuro, scusami quello che ho fatto. Mi vuoi perdonare? Si mette il ginocchione, mi dici mi vuoi perdonare per Quindi favore? teoricamente tu ci staresti dicendo che se lei venisse a chiedere perdono, Per i figli che ho sa. ti dico a chiedere perdono, se lei verrebbe da te a chiedere perdono e ti dicesse Ciccio io non lo faccio più, di qua perdonami, mettiamoci di nuovo insieme, tu ti ci mettessi? Ma, Sì, dipende come che sa per i figli, dipende chi. per i figli. O sì o no? Ma perdonarsi. Sì. Ma perdonarsi che fare? Ma sì, io non lo fa. Quella non lo fa, anche niente. Perché si è messa in testa praticamente che Ormai si deve fare un'altra vita e basta. se me un'altra vita non sapete più niente. Che ci posso dire? Io non ci posso dire più niente. Sapore di mare è convinto che tu la ami ancora. Sì, io la amo, quello che abbiamo detto un momento fa. Però lei non vuole sapere niente. Quindi Que, sapore di mare, lui sta dicendo la ama, è que, ma lei che non vuole sapere più non niente. vuole tossire. Molto secchio, ma ora sto negozio questo, non è un negozio dice. Mi hanno detto che se n'è andato con il negozio, questo è un negozio. Andiamo a cosa di pazzi, ai piccette me.
Ah, sapore di mare dice, ma se stava sempre a casa come faceva a tradirti? Come da dire? Qui stava tutta la notte così, con il telefono. Tutta la notte con Matteo con il telefono così, così. Poi c'è Danilo che vuole sapere se lavori. Ah, in questo esattamente no, non lavoro adesso, Danilo, non lavoro. Per il momento è disoccupato. Per il momento sono disoccupato, poi non lo so più avanti. Se c'è qualcuno anzi che gli vuole dare qualche lavoro, non sono disponibile tu. Ah, Più la carta. ah no, allora. Niente, si sta senza lavoro. A Curzio manda un saluto da Ribera. Poi c'è Gaetano Iacono che ci saluta. Ciao Gaetano. Ciao Gaeta. Allora ragazzi, ripetiamo, il nostro Cicciuzzo è sempre in cerca dell'anima gemella e Cicciuzzo va cercando una ragazza che lo capisce Sì. e lo voglia bene. Cicciuzzo è qua, è un bravo ragazzo. Allora, Lo questa... vedete qua, è piccolino, minutello, magro magro, Eh. però è una brava persona, rispettoso, non si incazza mai, vero? No. Mai ha avuto Qui una è- discussione con qualcuno, No, niente, quello completamente. niente. Poi una cosa che vi posso assicurare, Cicciuzzo non si droga, No, non fuma, non ha mai fatto abuso di alcol. niente. Attenzione, No, alcol, niente. hai bevuto. Quando poco fa ci siamo andati a prendere un panino, lui lo sapete che cosa ha preso? Neanche una birra, ha preso un'aranciata. Facci vedere la lattina di aranciata. Hai taste. No, vabbè, che non va ne. Quindi, insomma, ha preso l'aranciata, non è che ha preso birra, il caccia è un panino. Per cui vi posso assicurare che Cicciuzzo è sano, è proprio una brava persona. Dico se fra tutti quelli che ci stanno guardando ci fosse magari una persona che volesse instaurare un rapporto di amicizia con il nostro Cicciuzzo, non dico altro, io sto parlando del rapporto di amicizia. Cicciuzzo è qua, è disponibile perché è solo. Già tutti questi mesi che sta da solo, si cucina, si mantiene lui stesso, fa le pulizie a casa, si lava la biancheria, insomma è tutto completamente da solo. Dico, Cicciuzzo, vieni qua, fatta bene. Dico, cosa mai c'è qualcuno che volesse instaurare un rapporto di amicizia con il nostro Cicciuzzo? Cicciuzzo qua. E ha bisogno veramente non dell'anima gemella, ha bisogno di un'amica. Anche un affetto, l'effetto. Esatto, anche parlare al cellulare, passarsi il tempo. Magari per sbagliare la testa. Esatto, per lui è importante questo, il rapporto di amicizia, non è che è importante per forza deve essere anima gemella, la cecca bionda, no, bruna, no. età, No. l'età non ha importanza, No, lui no. va cercando il rapporto di amicizia e poi nel caso piano piano, esatto, se c'è di nascere qualcosa nasce. Certo, se c'è, Giusto. certo, senza impegno, se c'è, non c'è niente, io non c'è Per cui niente. se siete disposti a instaurare un rapporto di amicizia con il nostro Cicciuzzo, ti possono mandare qualche messaggio a te su WhatsApp? Non può mandare. Ci riuni un numero di WhatsApp e ci dice? Però io voglio... Scherzi niente, attenzione, solo numero di WhatsApp, altrimenti vi do quello mio perché ci sono abituato a scherzi. Per cui io ti senti di darglielo oppure che sa, c'è cosa da l'indirizzo Facebook, oppure ci mandare l'indirizzo Facebook. Allora, vedo qui l'indirizzo, ma no, io ce l'ho. A me poi mi annoia tutti questi discorsi. Certo, perché giustamente è una brutta esperienza, fino ad oggi l'hanno preso in giro. Ci Pennacchie, fu- cose, che ci- che sono queste cose? ci fu un anno Che intero. si fanno queste cose? No, non si fa una vergogna. Non è giusto, il nostro Cicciuzzo poi non se lo merita perché è E l'amico degli amici. allora ci fu una Ci telefonano, ci fanno un pennacchio, No. ma che è queste cose? valore. E allora è meglio... Se lo dovete contattare per parlarci seriamente di cose belle, cose brutte, anche per passare il tempo, va, è giusto? Certo. Allora, dici il tuo profilo Facebook, così ti contattano, ti Allora, mandano un messaggio. Facebook è Lino Bampe. Lino Banfi, tipo l'attore, Lino L'attore, Banfi. sai, Lino Banfi, solo che è un altro Lino Banfi. Lino Banfi, scrivono Lino Banfi, Sì, facciano... che fotografia faccio? Non chiede a me con supercar. Affaccia la fotografia di Ciccio una supercar. Mandate la richiesta di amicizia e lui l'accetta, giusto? Sì. E vi mettete a chattare. E poi eventualmente tramite chat Ciccio vi manderà il numero di telefono, giusto? Certo, uno si Perché ora- conosce esatto, prima. non può dare più il numero di telefono perché giustamente ormai sono brutta esperienza. Brutta Ho esperienza. avuto brutte esperienze e non è bello. Allora, qua c'è una tua fan che vuole sapere che segno sei, Cicciuzzo. Gemelle. Ah? Gemelli. Gemelli. Cicciuzzo è del segno zodiacale dei gemelli. Vediamo se c'è qualche altro messaggio bello. Poi ci sono i saluti.
Poi c'è Alberto, sei una bellissima persona, veramente. Cerchiamoci una compagna Ciccio, voi che siete iscritti? Un giro chiuso. Rosa Maria Angeleri, grazie a Rosa Maria! Ah, che belli complimenti! Però te ne fanno complimenti anche a te. Ah, Si no. vede che sei una brava persona. No, io sono bravo e sono rispettoso di tutte. Allora, poi come si chiama su Facebook? Si chiama Lino Banfi. Sì, sì. Basta che voi cliccate Lino Banfi, trovate la sua fotografia che è una bella supercar e cliccate richiedi amicizia. Va bene, Cicciuzzo. Stavamo parlando di sta picciotta che tu vai cercando. Esatto. Non è che deve essere per forza di Campobello di No, Mazara, no. da qualsiasi parte. Di qualsiasi parte di Marsala, di Mazzara, Di Palermo, di comunque, Agrigento, di sì, Catania, da qualsiasi parte. di Cicciuzzo la va cercando di- perché, ripeto, è una brava persona e va cercando anche per sentirsi meglio, perché fino ad oggi Cicciuzzo, non dico che ha sofferto di depressione, però è stato giù di morale con tutte queste cose che hanno successo, tra le guerre, tra il lockdown, il vaccino, il Green Pass, eccetera, eccetera, e non si capisce più niente. Va. Per cui la solitudine si sente ancora, è sì, vero sì, Ciccio? certo. Ah. Però io, ringraziando a Dio, non mi metto mai indietro. Sempre avanti, va. Perché se io siete indietro, finè. E basta, no, ringraziando a Dio non mi manca niente, sto bene, mi faccio i semplici controlli, ogni tanto vado dal medico, qua, non cioè quella persona pensava che appena se ne andava mi lasciava, dice, ormai lui è finito, dice. Appena io lo mollo, che lo lascio, lui è finito, non sa come cuocere la pasta, non sa come cuocere lavarsi la casa, non sa pulire manco i piatti, cioè di tutto e per Cioè, tutto. praticamente non ti faceva nulla a casa lei. No, no, parlo a un certo punto non capisci più niente, di Maggio Boy. Cioè, e che faceva poi? Cioè, la mattina quando si alzava che faceva? Alle 7 di mattina io mi stavo risvegliando per andare in bagno e io stavo cucendo con il telefono dalle mani. Alle 7 di mattina. Sempre con il suo Sempre telefono. sai, non vedo che. Allora, vediamo qua. Ah, qua Sapore di Mare dice. Ah, c'è uno che vuole sapere, Alex, se russi la notte è. No, no, E come fai a saperlo? perché io mi radunco. No, no, non russo, no. Allora, potete stare tranquillo che lui non russa. No, no, quella che russava era quella persona che se n'è andata di casa mia. Ah, la sua ex La russiava. mia ex Daniela, E lo posso pure, dire, Daniela che russava, è cioè, tanto strano che tu riesci a capire se russi oppure no. no, no, un russo, Un russo. no, no, quando fa, Certo, così, no, sì, no, no, tu non no, russi. no, Sì, ma dico, essendo che tu abiti solo, come fai a sapere che tu non russi? perché me la co- Perché non ti senti? no, non mi sento, dormo tranquillo, Certo. no, no, Allora, non russo neanche io. no, Perché non mi sento? È giusto? tranquillo, dai, No, meno male, no, va. ma io quando sentiva io facevo, Certo, a lei la e senti. io alle volte, quando Daniela, la mia ex compagna Daniela russava, io sai che cosa facevo? Perché io non potevo dormire. Mi dava fastidio, e faceva così, e io facevo così, ci toppava il naso. Ah, sì? E Si ripigliava. un russava più. Ah, Allora, il segno zodiacale l'ha detto, è dei gemelli. Ci saluta un altro. Chi è questo? Ciao Calogero! Calogero Luparello, grande! Alex si dice, ma sala è bellissima. Grazie Alex. grazie. Allora, Calogero dice, spero che trova la sua vera storia d'amore accompagnata per tutta la vita. Grazie sempre. Allora. Ciao Leo! Leo ti saluta. Ciao Leo. Grazie Calogero, grazie sempre. Perciò Cicciuzzo, ti volevo fare un'altra domanda, ma per quanto riguarda le pulizie te le fai tutte tu? Tutte, tutte. Comincio a spazzare, poi una volta o due volte di spazzare faccio bella pulita. Tolgo tutte cose, tolgo tutto per lasciare tutte cose belle pulite. E poi ci passo il mocio con l'acqua calda. Dopo l'acqua calda ci metto il prodotto, il primo e il secondo, e poi il terzo per disinfettare.
E la Quindi casa... ti sei impratichito pure delle Sì, sì, pulizie sì, di esatto, casa, esatto. oltre a impratichirti di cucinare. Sì, sì, anche per cioè, poi all'ultimo, quando adesso devo pulire tutte le cose, mi spolvero tutti i mobili, tutto quello che c'è di dentro, tu spolverai tutto. Ciao Calogero, buona serata anche a te. Ciao. E spolvero tutte le cose, tutto bello pulito. Allora, il Cambi vuole essere salutata. Il Cambi. Ciao, Poi ciao. Alfonso Bonafede ti fa la domanda, dice ti piacciono le nere? Le nere? Le nere, i niuri, va. No, Ti piacciono? no, no. No. No, a me Dico, se piace. venisse una ragazza niura tu l'accettassi? Ma dipende, che c'è di disprezzare? Basta che mi sappia capire, che capisce lei. Non è importante, è sempre una donna, Sì. non c'è di disprezzare nessuno. Allora, Matteo ci segue dalla Scozia. Ci fa un grosso saluto. Alex vuole essere salutato. Ciao Alex. Ah, guarda. Allora, Mike dice prima spolveri e poi fai a terra. No, spolvera, pulizia a terra, a spazzare, poi ci passa il A mocio, spazzare che scupa. sei qua scupa. Con la scupa spazzo in terra e poi quando hai tutte cose, poi ci passa un mocio ci metto con l'acqua calda, non con l'acqua fredda perché non ve- la pulizia giusta è con l'acqua bollente. Ci metti i prodotti e poi lascio tutto cose aperte per asciugare e vengono tutte cose ben pulite, le marune vengono pulite, come loro vengono pulite, tutte pari oro colato. Perfetto. Poi, Sì. e poi all'ultimo mi spolvero tutte cose, all'ultimo. E beh, lascio tutte cose pulite. Ogni quando pulisci. Dipende, a seconda del tempo com'è, se il tempo è brutto, diciamo fare una giornata buona, dopo, io faccio 4 giorni, 3 giorni, ogni settimana, Ogni settimana. ogni settimana più o meno. Ogni settimana pulisci. Ogni settimana perché io vivo il tempo com'è. Però la casa ce l'ho pulita, profumata e tutto, non manca niente. Ah, e Calogero ti dà un consiglio. Anche a freddo con solo varechina. Ci mette la varechina dice viene buono. Ah, pure, boh, per carità. Però io lo faccio per sé, pure lo faccio con l'acqua fredda, però io lo faccio con l'acqua calda, mi piace così, mi hanno detto di fare così. E ci metto pure la mochina ci metto, tutto. E la casa viene profumata, bella, sistemata. Allora, soprattutto anche la mia compagna accattava l'Ode, è un prodotto bianco, è una bottiglia di 1,5 litri, si chiama Lode. Lode? Sì, Lode, che è un cosa per i pavimenti Profumato. profumato, bello, disinfetta tutte cose. Lei questo Va bene. comprava. Dico se c'è ancora qualcuno di voi che vuole fare qualche altra domanda a Ciccio, anche riguardante, non so, l'anima gemella che andiamo cercando, la compagna o l'amica, si può sbilanciare. Va, scrive il messaggio che Ciccio è qua pronto a rispondere. Ah, Sapore di Mare dice, ma i tuoi parenti ti stanno vicino? Ah, beh, allora, la maggior parte, i miei parenti ce l'ho tutti, però una poco Si fanno fattorino. si fanno le fatte sua, e un paio ce l'ho a Milano, Roma, Insomma, sei completamente solo qua. Sì, Piacenza, Germania, tutte le parti. Però mio padre e le mie genitori non ci sono più, sono deceduti tutte e due. E una figlia di 8 mesi è pure morta. Ce ne ho 4, però una è morta sempre con la stessa compagna, con Daniela. Con Daniela ce ne ho avuto 4 e una è morta. Però l'altra 3 ce l'aveva sua sorella, mia cognata. E Allora, c'ha, questo c'ha 13 anni, 11 anni e 9, ne deve fare 10 l'altra femminotta. Si quindi chiama Irene. praticamente i parenti ce l'ha, pochi Se parenti, ci però si sono, fanno i però, fatti loro. se non ci interessa Non ti niente, interessa niente. a tipo siamo Allora, strani. Calogero vuole sapere se hai mai iscritto a uomini e donne. No, 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 mai, non ci sono, ma manco so come si fa, perché non lo so Sì. fare. Niente, non ha mai iscritto perché non sa come si fa. Anzi, se c'è qualcuno di viaggio che lo vuole scrivere a uomini e donne, io è disposto, vedi? E però, Eh, tranquillo. L'ho andato a prendere a casa. Stefano vuole essere salutato. ciao Stefano, Allora, nessuno mai è solo, c'è sempre lo spirito divino. Certo, signor Ruzzo, quando vedi signor Ruzzo. certo, questa è la prima cosa, che Certo, è il padre di tutte, certo, di tutti noi, lui ovvio. costruì tutto. Questo non si può
Nunzia vuole sapere se c'hai amici. Amici Eh, che ti chiamano, cose. la maggior parte ce l'ho, qualche amico, un paio di amici ce l'ho. Però, sai come si dice? Amici e guardate, perché la meglio amico ti tradisce, è giusto quello che dico, perché gli amici alle volte vengono per soldi e per altre cose, e per i suoi scopi a me non mi vanno bene. Se Certo. io ci voglio offrire una cosa di cuore mio, io la prendo e ce la offro. Ma perché allora che fanno? Si mangiano i soldi e poi manco me ne cercano più. Non sono tutti però, perché qualche amico, due amiche l'hanno. Allora, Te Sì. Power dice Cicciuzzo mi saluti? Ciao, Te Power. ciao De Paolo, ciao. Allora, poi c'è notizie di Massimo. Per ora non ce n'è, Mike. Poi Neri Pozza dice 5 contro 1. Dice il resto pensavo. 5 contro 1 dice. 5 contro 1. Hai avuto discussioni con 5 cristiani? No, 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 completamente. no, no, no. Non ho avuto mai discussione con nessuno, ringraziamo. Niente. Cicciuzzo Niente. non ne Ah, sa niente di questi 5 contro 1. no, non so niente. Non si bisticcia con nessuno. L'unica cosa che successe è stato con la mia compagna che era voluto lei. Io con quelle Certo. persone non conosco nessuno e non so Completamente. niente. Io sono tranquillo, tranquillo, dormo tranquillo con le mani così a casa. Calogero, novità per te non ce n'è attualmente. Ah, qua c'è Adamo che vuole sapere gli amici Lillo e Giuseppe che erano nel video con lui. Non li frequenti più a, a Peppe e Lillo. Sì, ne vedremo ogni tanto. Non, Perché mi pare sono pure di Campobello, sai, no? no, no, va, ne vedremo, va, ne salutiamo. Ma Vabbè. loro si sono sistemati, no? Sì, sì, Insomma, Taro, sì, sì, ognuno hanno sta, digerito. sai, ognuno sta per la sua casa. Però non vi frequentate più. No, ma quelli ne salutiamo, va, ognuno va la sua strada. Ognuno decide come vuole fare, non è che uno può come la casa delle persone. Certo, Quando ne giusto. vedremo, ciao, ciao e basta. Oh, ciao. Ci rispettiamo sempre, ma per questo non c'è in campo. Lo giuro. Io tutte le persone rispetto, mi faccio Vabbè, rispettare. continuate a scrivere messaggi perché, ripeto, migliore ora c'è che Cicciuzzo risponde a tutti, per cui A che fai tempo scrivete, buono. scrivete che Cicciuzzo qua risponde. Allora, Nunzia vuole sapere che fai di sera, le tue uscite, se ne esci o ne Ah, di se te stai in sera. casa, devi vedere la televisione. Allora, di sera mi guardo la TV, metto un po' di discoteca, alto volume che le persone a volte si arrabbia qualcuna e purtroppo sì, sì, c'è una Si cristiana, scatena. c'è una cristiana vicino a me che dice che non ce la fa più, ci scoppia la testa, ma purtroppo ci siamo, ma almeno pomeriggio, dalle 4 alle 5 accendo un po', 5, per 10 minuti l'accendo quella Ciao cosa. Calogero. Perciò continua, Ciccio. Per 5 minuti, 10 minuti accendo quella cosa. E ogni volta che mi vede questa signora, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ci sei, lasciami stare, io non, se no io impazzisco, specialmente lei è anziana e lo posso capire. A me come quelli che mi può capire a 48 anni. Certo. Di quello, giustamente di quello che mi è capitato a me che ci capita a lei. Se lei ci può capitare una cosa in capo suo marito, perché ci capita che ci morse, che quella, mi dispiace quello. Allora, Mike vuole sapere che te l'ha lasciata la casa. Mio padre, mio padre mi ha lasciato questa cosa. La casa è di proprietà, la casa di Cicciuzzo. Sì. Per cui problemi di affitto, bene o male, non c'è. No, 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 per questo va tutto tranquillo. Solo che quando io convivevo dopo tanti anni, poi Daniela comandava bacchetta a me e mi ha buttato fuori dalla mia casa. Fuori, dice, ma acchiappato il camionetto fuori. È bello che mi acchiappava fuori di proprietà della casa. Trattenendola così, arrivava a un punto che mi comandava a bacchetta. E non è bello come la bacchetta mi diceva parole offensive, ma comunque di tutto e per tutto me ne faceva di tutti i colori. Allora, ciao Cicciuzzo, sono Giovanni. Oggi faccio il compleanno, mi saluti. Ah, ciao Tanti Giovanni, auguri di buon compleanno a Giovanni. auguri a Giovanni, auguri, Auguri Giovanni. auguri Giovanni del compleanno, ciao. Poi andiamo avanti. Alex vuole sapere se prende il reddito di cittadinanza. Sì, sì. Lo prende. Per cui problemi di pagare la luce, una... No, no, mi compra i vestiti, il mangiare, le bombole, la luce. Di quello che, ma non mi manca niente, i prodotti per pulizzare per la casa,
perché sennò come Insomma ragazzi, Sì, a Dio, conti no. fatti, se c'è qualche persona che volesse conoscere a Ciccio come amicizia e poi eventualmente far nascere qualcosa di concreto, dico l'anima gemella, alla fine può stare, può campare a casa di No, Ciccio, no, perché no. affitto non ne paga, per mangiare può mangiare, il reddito di No. cittadinanza lo prende, Nga per cui bene o male si guarda, può tirare avanti. La Daniele, cosa che ammazza è l'affitto. Però l'affitto si paga, ci sei un poco niente. L'affitto l'affitto della si casa, paga, perché già andare a pagare 300-400 euro di affitto certo, non va. No, sposta no, assai, sì, no, sposta assai. sì, la casa è mia, non è che dici che manca età. Per quanto riguarda No, vabbè, l'età, Ciccio aveva 48 anni, non hai 48 sei anni? 48, L'hai visto già? sì, Quando? a maggio, Ah, l'11 maggio. a maggio ha fatto 48 anni, per cui l'anima gemella per lui Dici, non è che ha importanza l'età, perché di no, qualsiasi età ma anche va la, bene, ma anche io più me, grande, anche, sai, 50, dopo, 55, non ha importanza. dopo, L'importante, come ripeto, che se la passano, che vadano d'accordo e anche, soprattutto che lo rispetti, perché ripeto, Cicciuzzo è qua è una brava persona, lo vedete, e proprio minuto minuto, Nico Nico, si può portare, non è che, e si adatta a tutto, non si no, no, lamenta, no, 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 non è allora, un tipo che va cercando il litigio, no, non no, litiga mai con no, nessuno. nessuno lo vedi. Allora, allora Daniela, era Daniela che cercava sempre zuffe. Daniela cercava sempre guerra, e non è bello però, io ci smetterla. E mi pizzicava sempre, io non ci facevo mancare niente, né vestiti, né sigarette, né Alex tabacco. vuole sapere se hai la macchina o bicicletta o... Allora in questo momento io ce l'ho la patente, ma è macchina, sì, ce l'ho la patente. La sono rinnovata da poco. Ora, La patente l'ave, però macchina, no, macchina per niente, adesso non ce l'ho perché ci vogliono soldi per la macchina, ci vuole assicurazione, ci vuole tutto. certo, soprattutto. Però la patente ce l'ho in La regola. macchina costa. Ah, sì, sì. Vabbè, l'importante è che c'è la No, patente, c'è poi la no. macchina piano piano, Sai, poi mi vogliono regalare una 500 quella vecchia. addirittura. Sai, piccolina, mia cugina. Per cui c'è già qualche Sì, offerente che me la si regala. offre Sì, per sì, no. regalare una macchina, per cui... È un po' vecchiotta, però la macchina è scritta, mi pare che E tu non te do. l'hai picchiato perché tanto la macchina non ha chi. Tu ne hai qua la macchina. Esatto. Ci vuole assicurazione, ci vuole chi. E non è che ha torto. Però la patente ce l'ho, guarda, ancora ce l'ho la patente a casa. Io dico, tutto ciò. Ciao Jackie! Grazie Jackie! Allora, sapore di mare, cosa fai la sera? Si guarda la TV. Certo. Alberto dice prossimamente andiamo da Nino di Paceco. Certo, se lo troviamo. Se lo troviamo facciamo pure la diretta con lui. Michelangelo è disposto a darti una macchina quando hai bisogno. A disposizione, grazie. Eventualmente Michelangelo ti fai sentire tramite il profilo Facebook, gli scrivi un messaggio e basta che ci parli della recena macchina ti risponde subito all'AMP, giusto? Vabbè. Per cui non c'è né problemi. Non ce l'ho la patente, io a casa ho bicicletta, ho comprato con pochi soldi una bicicletta elettrica che me Ah, l'hanno. pure spazio, una Ah, bicicletta elettrica. sai, una cosa, perché alla piede non è buono, non è bello alla piede. Quindi perché quantomeno magari l'assicurazione poco con la bicicletta, perché ci vuole, la macchina ci vuole l'assicurazione, Certo, ci vuole tutto, perché a passaggio non è che può cambiare senza niente. certo. Che fa? Passaggi e assicurazione ammazzano assai. È revisione. È revisione. Allora, Michelangelo Saporito, dimmi tu che preferisci. Che preferisci chi? Sii più esplicito. Sapore di mare, però Ciccio deve rispettare i vicini. Che vuoi dire? Non fare casino, mi hanno detto. Ah, Il vicino sarebbe non fare casino con lo sub, cose, fai dormire, ah non sai, fai perché fai parlare. il budello tu? No, al vuoto. Ah, sì? Vabbè, E t'ha detto. però io li rispetto, però alle volte i vicini non mi rispettano a me. Allora, Io li rispetto per carità, manca sia altro. allora, Ciccio sta promettendo che i vicini li rispetta. Allora, dove vi trovate? Manuela, dove vi trovate? A Campobello di A Mazzari. Campobello. Lui è di Campobello di Mazzari. In questo momento ci troviamo a Marsala ed esattamente alle cantine Florio, che c'è il piazzale. Siamo fermi con la macchina perché fuori c'è freddo, vento e le interviste fuori non si possono fare. Quindi automaticamente ho deciso di fare questa diretta dentro la macchina. Non so se l'audio si sente bene, ma penso che si sentirà bene perché essendo che siamo chiusi, il rumore non ce n'è. Allora, andiamo avanti. Allora, Michelangelo dice che ti dà una BMW
o una Lancia nera e grigia? BMW nera e arancia grigia. Che ti Vabbè. piace? A me piace il però non voglio niente, mi voglio sapere come si. Ma tra BMW e arancia quale ti piace? Magari una cosa più vecchiosa. Una cosa, magari una lancia, per quello, anche quella Una vecchia. Lancia. A una Lancia ci piace. Poi? Basta che anche la lancia ma basta. No, altre cose. Ma basta così. Allora. Perfetto. Va bene, ragazzi carissimi. È venuto il momento di salutarci. Che ora sono? Sono le 3:30. Si può, una 10 minuti poteva. Perché cavolo, il telefono là di la carica. Se scarico. Ma come mai con un portaste? Ah, Come mai con un portaste lo cosa? so, Con quelli che batte che c'è qua scendi. muscolare. Ah, Berto. Succede. Combina bene. Lo so, purtroppo. Per due. E che ne fa? Non si vede più niente. O si è scaricato il telefono. Allora, ragazzi. Anche lui si può fare. Ah, Come telefono si ma può. ne avessimo a fare un altro. Perché ti piacere, scusa. Vabbè, Si sta in compagnia, ci piace addirittura Cicciù. Possiamo stare fino a quando non stacca. appena sta studa. Appena si studia. Finì. Va bene ragazzi, se c'è qualche altro che vuole fare qualche altra domanda, prima che il telefono ci lascia, noi siamo qua. Vediamo. Ciao Cicciuzzo bello, ti salutano tutti. Ciao. Ciao a tutti. Come hai conosciuto la tua ex? Come hai conosciuto la tua ex? Allora, la mia ex Daniela ho conosciuto tramite di un'amica mia di Partanna, poi praticamente era sposata, si è stata a Alcamo. Io sono andato a trovare d'amicizia Lei praticamente Daniela lo ha conosciuto tramite il programma che ci ha visto fare l'annuncio di Cuori Solidari a Ciccio sì, 16 anni fa, 15 anni fa, una cosa del sì, genere. sì. Ha fatto l'annuncio dei Cuori Solidari che cercava l'anima gemella. Daniela, o chi per lei, a suo tempo, perché Daniela era Sei ad Alcamo, insomma, un isomonte. ha visto l'annuncio o fu sua cucina che ha visto Sono vicino, l'annuncio? sono visto su vicino a lui. Sua cucina ha visto l'annuncio, praticamente gliel'ha detto a Daniela e da lì praticamente si sono contattati, ci ha telefonato ed è nato l'amore. È durato 15 anni, 16 anni. 16 anni, 16 anni è durato, poi dopo 16 anni è finito. è finita. E purtroppo Lei voi. vuole questa, perché secondo me ci ha perso qualche cosa che non va, che somaggi perché contattava con la somaggi è sicuro somaggi la lavata pure di testa. Io la come pure, però somaggi pure c'è da mezzo. Secondo me su Facebook, cosa, quindi so che c'attava. E poi comunque me ne come di otte di tutto e per tutto, senza che gli Comunque il nostro Cicciuzzo non ci ha fatto niente. viene da una brutta esperienza, ha sofferto tantissimo. È stato trattato in guante purtroppo- d'oro, è stato trattato lei in guante d'oro, Ora ci mancava già, niente. quando avevi quella sta storia? Vabbè, già quasi un anno ora su sì. mese fa un anno. Giorno... Quasi un anno che è lasciato. Allora, giorno 13 giorno 13 questo mese, avevo già un anno che manca un anno. E purtroppo sono ferite queste che fanno male. E vede brutto, cioè senza io ci ho fatto niente, non gli le conseguenze, senza né mangiare né bere, per colpa sua, perché si è contattato con un altro uomo, un'altra persona, vedi che i miei figli già sanno tutto, sanno, e la schifiano. A sua madre la schifiano i miei figli, non me lo sapeva niente. Certo. Io ci portavo tutte le regale e lei ci portava un pacco di caramelle. Vergogna. Non è bello fare... Non ci pensare perché soffri No, parecchio. no, è meglio che non ci penso più. Allora, i tuoi figli che fine hanno fatto? Allora, i miei figli ce l'ha mia cognata, io le vedo le mie figlie, ci vado a trovare, sono anche
su WhatsApp, cose con mia cognata. Quindi su WhatsApp ti parlo con tuo figlio? Sì, sì, mi parlo con tutte e tre, con le mie figlie, va tutto a posto. Sono grandi ora? 16 anni, 11 anni e 9 anni, che fa 10 anni ora. Vanno a scuola, io sono andato a Alcamo a farci le cose a mio cognato per fare vaccini ai miei figli. Lei non voleva firmare a questa piccheria, non voleva più firmare i fogli per i suoi figli. Ci sono andato la legge la legge poi ci sono andato a casa e io non so come voleva firmare e ci sono andato io a casa a prenderla. Questa piccheria perché le piccine che ci colpano, se tu lasci senza vaccino le piccine che ci colpano. Certo. Un piccolo di vergogna. E come è venuto a firmare i fogli con me. Si viene con me subito a firmare i fogli ai bambini. Perché i piccini sanno fare il vaccino, sanno andare alla scuola. Certo. Perché con il virus non ci può venire i piccini alla scuola. È vero che tu sbagli. Logico. E già l'ultima di tutti che hai sbagliato. E lei poi l'ha capito che sbaglia. E me l'ha detto, ci sei, io sbagliavo. Che i piccini ai tuoi figli dice che l'ha visto con mia, non voleva firmare di madre. Io di padre mi partivo di Campobello a arrivare a Alcamo, come chi è? Lei che è vicino e i suoi figli manco le guarda, manco dalla faccia. Secondo viaggio giusto è quello che fai di madre. Si deve vergognare. Sta bagratella faccio così. Ogni giorno cagione e poi si lava la faccia così. Allora ma che stai facendo? So che stai facendo per le mie figlie? Io dice sempre che le sue figlie la disprezzano. So che fece? I piccini assai sono piccolini che so che disprezza. Certo io con le mie figlie ci parlo e a me mi rispetta le mie figlie. Ridemo, facciamo, scherziamo con le mie figlie, Ti va. dicono papà ti voglio bene, Sì, te lo sì, sì, dicono? sì, tutto, mi dice papà di qua, che stai attento, non frequentare nessuno, papà che c'è virus, e le mie figlie mi aprono l'occhio a me, alle mie figlie. La cosa importante è questa, che ti stanno vicino. Sì, sì, sempre vicino mi stanno le mie figlie, anche che sono lontane per me, dal mio cuore sono sempre vicino. Specialmente ne ho una in particolare che sono con i miei genitori al cimitero fuori di qua. E hai tutto quasi vicino, di parte mia, che io ho fatto sempre del bene anche alle persone. Di tutte e per tutte, e me le faccio, mi faccio rispettare di così, non da così, da Certo. così. Lei è bastasa, è bastasa, è maleducata. E sti Ti pure, fanno un sacco di complimenti, Cicciuzzo sei un grande, ah, penna ti mucca, vogliamo bene. grazie mille da tutte. Io rispetto, attenzione, e non voglio giudicare nessuno, io rispetto tutti. Per Pensa me, per il futuro che tutto passerà. per me, tutti quelli che mi rispetto per me sono tutti fratelli, per me, va, mai di dire una cosa. Si vede che sei un bravo ragazzo. Sì, sì, non faccio niente di male a nessuno, non mi interessa. Anzi, se vedo una persona che è malata, che è invalido, mi fa pena. E non c'è niente di sputi le persone. Quando un è invalido o vai a dire che cos'è? Sputtimento all'invalido, lo sa come si Certo. dice? Appena uno sputta uno, mi dice lo signoruzzo che Sfruttamento non è bello. non è bello sputtare la persona perché poi oggi come oggi poi si capita una cosa a qualunque poi che fa? Poi piangono. Non si sputa, Certo, certo. anzi uno quando vede uno che è malato ci va a piangere, gli ha di coscienza, il picciotti bene come è combinato. Per dire, che isso è la cosa giusta. Non è bello sputtare la gente, perché sputtare la gente è un essere umano, ma come devo dire, non è bello. Quando uno sputta uno non è bello, è sbagliato. Perché lo Poi c'è singuruzzo, un altro che dice basta Ciccio, non lo so, non bisogna parlare male della tua ex, specialmente di fronte ai tuoi figli. Di fronte ai tuoi figli parla male di tu. E i tuoi figli ti dico, ci hai detto tua madre è così, tua madre è colà. no, mio figlio lo sanno, anche io non voglio giudicare nessuno, io non voglio parlare male di mia moglie, perché se diciamo moglie, perché la vera mia moglie non è lei, hai un'altra moglie pure a questa persona. Cioè praticamente prima di Daniela, Cicciuzzo è stato sposato, giusto? Sì, appena ora c'è un altro figlio che si trova a Marsala, mio figlio. Che sarebbe il Samuele. figlio della prima moglie. Sì, sì, esattamente, si E chiama come si chiama? Samuele. Samuele? Bello Ah. nome. Basta, a Marsala. E quanti anni hai? 21 anni, 21, 22. 22 anni. Casa, ma perché si cresce da piccolo, non c'è la casa Dico, e famiglia qua. Samuele ti vuole pure bene. Sì, sì. Ti rispetta. Ma, se tu, E quando ti vede tu dici ciao papà, cosa? ma alle volte sapete, il Napoli si chiama. Sì. Se tu vai su Facebook lo vedi. Se un po' c'è, ci vuole mettere insegnamento tu, Alberto. Anche a mio figlio. E se lo vivo.
Ciao Alberto, come va? Solo che purtroppo non riesco a leggere il nome. Usa sul caffè? Ci può, vedi se c'è una cosa abbassata, bene. Socco. Lo cosa tu, lo setà. Come si vede che lo Abbassa tu a cena all'inizio, così. Abbassa tu ci fa non è così. toccare magari all'inetà. Vedi Ah, se può essere? no, non è che d'incopo, No. non va a internet. Eh? Impostazioni, non c'è impostazione. Impostazione? Sai, c'è una cosa che fa così. Tagliami. Dai, metti, fazzi sa passa lo che stucca. Dai. Succede che su da voi non è. Bello telefono, che telefono è? Chi sto? Anche se vedo. Quella. Uè, dai, acá, visto cosa acá, fazzi sa passa chi sto. E come c'è a dire con questo? De ca? Abbassa chi sto. Uè, Sì. Allora si abbassava la luminosità. è logico. Porca miseria, non ci vedi E più. gli altri potevano impazzire. E ora vi chiudo. La pittura basta fare così a scuro, vero? A posto. Ok. Boh, quindi ora magari aggiorniamo. Potremo leggere qua i messaggi. Già batti che sa. Allora, qual è? Allora. Ciao Melina! Samuele Lamia. Samuele Lamia si chiama tuo figlio? No, Napoli. No, perché c'è scritto Samuele Lamia? No, ne. E Osugno. No, niente. No, Poi, qual è il cognome del tuo primo figlio? Questo è Peppe che lo vuole sapere. Samuele. Samuele, il cognome però. Samuele Napoli. Eh? Napoli. Napoli. Michelangelo dice tu non ti chiami più Ciccio, ma Seminator. Seminator. A tutti i belli figli c'è. Guardate che vedo, è troppo forte Cicciuto. Telefonate, ci fatevi sentire Cicciuto che è alla grande, bravo ragazzo. Allora, vediamo qua qualche altro. Allora. Capo di chiamata c'è. Cicciuzzo sei più forte delle critiche, goditi la vita e ogni critica fai un cin cin con un bel rosato. Metti silenzioso. Non lo posso mettere, si blocca. Suda. Fabio Galante, Cicciuzzo sei più forte. Alfonso vuole sapere se i tuoi figli ti somigliano. Certo, allora la femmina, allora mia figlia Erika assomiglia tutta a lei. E tutta sua madre, Daniela, tutta precisa, stampata nella bellezza. La due maschi assomigliano a me, Salvatore e Mario, tutti di me. Tutto Quindi Samuele, Erika, Salvatore e Mario? Sì, tutti già no, Erika assomiglia a Daniela. Erika assomiglia a sua madre, che a Daniela assomiglia, e le due maschi assomigliano a me, compreso quelli che ho qua a Marsala. E ce n'hanno un po'. Oh Nino! Antonio dice saluti da... Chi sei che mi guarda? Ciao Nino! Allora, notizie di Nino. Ciao Nino! Al fianco ce l'abbiamo. Yeah. Ci dici che per ora siamo in diretta, se vuole partecipare. Vuoi partecipare? Dici Alberto, siamo in diretta. Allora, Alberto, ma notizie di Nino Tombarello? Niente, Nino Tombarello non si è fatto sentire. Ciao Vittorio, da Firenze ci saluta. Mi passa un po' di tempo con Alberto, mi passa il tempo. Da Firenze Vittorio ci saluta. Poi c'è Antonio. Ma c'è? Antonio Verrillo saluti da Telese. Vittorio dice saluti Cicciuzzo, sei un grande. Ciao Vittorio. Ciao. Oh, dimmi.
Ah certo, è uno che fa le 9. Allora, ascoltami, c'è Giachi che ha un amico che si chiama Ikiko, Sì, sì. mi sente? E che è malato e vuole essere salutato. Ciao. Ikiko si chiama. Ciao Kiko, ciao. Un saluto da Cicciuzzo di Campobello a Ikiko. Ciao Kiko. Riprenditi a più presto. È meglio, è importante Kiko, è importante. Riprendete che è importante. Ciao Fiore, grazie Fiore. Ciao, Fiore. Oh Nino, là c'è il Nino. Guardate il Nino. Abbiamo un altro amico di Cicciuzzo, l'amico che Nino, che ci segue pure, che è un grande amico di Cicciuzzo, che si Saluta fa sentire una Nino. volta ogni tanto. Nino, salutale Nino. Oh, Una volta ogni tanto faccio una salutale, fumata. salutale. Allora, Gladio scrive Cicciuzzo sei un grande ti rispetto. Grazie. Neri dice pure sei un grande. Ah, uè, ne vediamo più tardi, ne vediamo più tardi. Ah, aspetta, ti saluto Alberto. Ciao Nino! Ah, uè, ne sentiamo più tardi, ne? Allora, c'è un altro che scrive, vedremo se scrive. Cicciuzzo, puoi salutare la mia ragazza Francesca che ti segue? Ciao Adamo. Francesca. Ciao. Francesca, Ciccio ti saluta. Allora, c'è un altro che mi domanda Nino Di Paceco. Nino Di Paceco per ora è scomparso. L'abbiamo cercato per via e per mari e per monti, ma purtroppo non l'abbiamo trovato. Prossimamente vi prometto, appena vado a Paceco, se lo trovo lo blocco e faccio subito una diretta. Promesso. Allora, Sergio Rinaudo dice: Ciccio, secondo me dovresti ricordare i momenti belli passati con Daniela. Ah, Se una ragazza fosse interessata, magari non ti contatta per timore che in caso non vada bene. Poi parlerai poco bene di lei. Capisci su quelli sei? sì. Cioè, non l'ho parlato. Allora, sinceramente, devi ricordare i momenti belli di Daniela. Quando mi hanno uscito, quando vi abbracciaste, Lo sai, che sei? le ricordi? Certo mi ricordo, tutti mi ricordo, non me ne dimentico mai fino adesso. Tutto il passato, tutto e per tutto mi ricordo di lei, per carità, mi ha lasciato pure i figli, anche c'è la mia cognata, però sempre qua sono, sempre in giro sono. Giaico dice, su con la vita sei una brava persona. Sì, sì, potrei sbagliare di ora, dell'anno scorso Daniela potrei sbagliare la mia compagna, perché per me non è la Purtroppo mia. sono cose che succedono durante Purtroppo, una sì, relazione. purtroppo per me è Alle volte. una calcolata che siamo una compagna, per me era meglio di mia moglie, anche faccio, sono sposato che io sono pure separato, per me era tipo meglio di mia moglie la trattava a Daniela. E lo può dire altamente forte quella Io mi gente. ricordo le prime volte, ti ricordi quando venivi a casa tua a fare le Sì, sì, interviste, perciò, cioè che nasceva Picceriti, cose. tutto. Quando Che c'era mangiamo, pure suo papà, c'era io. se mangiamo la pizza, ti hanno ordinato, ti Sì, ricordi? Tutto, non mancava ricordo. niente. E intanto pigli con un'altra persona, Se so che ci passava adesso, non lo poi so, purtroppo. questa non funziona, questa qua. Questa, la testolina non funziona. Io non voglio giudicare nessuno. Non funziona questa è come un orologio questa. Vedi se l'avesse. Sì, vedi se Allora, vogliono sapere se tu, avendo il telefonino e di conseguenza internet, ti da lì i video, quelli vecchi, dove quando io Sì, sì. ti intervistavo Sì. insieme alla Daniela, te li da lì, Allora, tutta a memoria le conosci. tutte le video me le guardo tutte, dalla prima puntata fino all'ultima. Fino a quello che sto facendo adesso, per quelle mie. Sape tutte cose a memoria, meglio di me, meglio di me. Me le guardo tutte, mi metto a casa. Va su YouTube Me e le, cerca. c'è qui quello che tutto Basta che metti Cicciuzzo, dai, che ci spunta. tutte. Me le guardo Tutti i video di tutte. Cicciuzzo, a ogni dove. Pure quello di mio padre, va. E se passa a te. Purtroppo
purtroppo Quando tuo padre faceva la canzone. Ah, sì. Minchia, Io invece troppo forte mi questo. cristiano anche ora, beh, vuol dire lo faccio con il cimitero. Sì, E poi che mi vedo cada volta. E mi cantasse questa canzone quando mi vedo da sì, casa, sì. mi ricordo tutte cose, Minchia, sta canzone sapeva proprio in una Eh. maniera... E se io questa canzone lui cristiano, no? Ah, Allora, io cristiano d'oro. Cioè, mio padre è stato sempre lavoratore. E portare la famiglia a mia madre, va, ringraziare Dio non mancava niente. Tutte e due poi ero pensionati, no, ringraziare a Dio ma aveva... Claudio dice l'importante è che tu hai fatto il tuo dovere, questo ti deve fare onore. Ah certo, è importante questo, Ah, Bravo, poi bravo. Adamo dice, te la ricordi la barzelletta del cammello? Ah, esatto. Chi ne vuole contare questa Sì, sì, barzelletta? quando ho la barzetta il cammello, Ora, tutto. ora gliela faccio raccontare sul sito Barzellettopoli. Appena chiudiamo l'intervista qua, mi collego con Barzellettopoli e gliela faccio raccontare e lo inserisco nel sito. Ah, Per cui se volete rivedere la barzelletta del cammello andate su Barzellettopoli che ci sono tutte le barzellette. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Peppe dice Cicciuzzo quanti anni hai unto? L'ha detto poco fa. 48 48 anni anni. Ciccio, e neanche li dimostra perché Nico così così Vabbè. e pare che giovanotto. È meglio così, perché uno che è basso non può essere così. Certo. Poi uno Ma quando... quanto pesa Ciccio? mi pesava l'altra volta. Prima pesava quasi un pochetto più, 1,40 di 40, 40 40. di peso. Ora E ora? sono 35. 45 signore. 45 kg Ah. sei. Che rosso sei. Sai, proprio, ma perché prima Daniela Certo. scavava sempre il pozzo Certo. e sono dimagrito. Logico. Quella mi voleva squagliare così. Se l'è succhiato tutto. Sì, ne passavo belle e brutte, ne sono passate, vabbè, Ah. anche viaggiavo collere, cose. Adamo dice dopo che conta chi dare cammello, a contare pure chi dare femme solitario. Ah, quello Quindi, da prima chi girare. dare cammello e poi chi dare femme solitario. Ah. Va bene, te lo promette Cicciuzzo. Andiamo avanti. Sapore di mare ci fai troppo simpatia. Sei veramente. Grazie alla mille, a me mi piacciono così, quando uno Ma io te parla, l'avevo detto, ti vanno bene, Quando- su YouTube ti vanno bene, quando ti parla, vogliono rivedere. quando parlano sinceri, io sono La dovevo fare amici prima tutti. questa intervista, solo che purtroppo ci sono state cose brutte in giro e quindi, come ripeto, siamo stati molto depressi, giù di morale, tutti questi problemi E te? che ci sono stati, Green Pass, senza Green Pass, vaccino, non vaccino, eccetera, eccetera. Ora si ci mette pure la guerra, Pure chi sa. per cui... Allora. Deborah, ciao Deborah! Ciao. Deborah si è ripresa, Deborah ci venne Covid a Deborah, sai? Ah, sì? Mhm. Ora si è ripresa. Ciao Debra, mi dispiace, è importante che è finito bene. Meglio così. Deborah? Intanto già abbiamo 14 like. Ah, 14 like. mi fatto... è meglio. Cioè significa che veramente sei ben voluto, ti vogliono tutti bene. Ma io E questo mi fa piacere. Va. io vi ringrazio sempre a tutti che mi vogliono, Grazie Giuseppe. che mi vogliono bene veramente. Io vi ringrazierò sempre. E io ho conosciuto questo amico mio di fuori paese qua che parlavo, che l'avete visto. Pure sulla musicità mi ha visto questo amico mio e mi tratta così questo amico mio. Luigi dice sei un grande. Grazie Luigi. Qua stai riscuotendo enorme successo. Grazie, grazie. Mi fa piacere che veramente volete bene qua a Cicciuzzo, veramente sono veramente contento. Grazie. Perché di tutto. significa che ho fatto la migliore pensata di fare questa diretta, come ripeto, questa è stata la prima volta nella storia della mia trasmissione di Strano Amore Siciliano che ho fatto la prima diretta su un cuore solitario, ma veramente la prima diretta su un cuore solitario, la prima volta. La prima, chissà la prima. Sì, diretta, Diretta. registrazione indifferita ne ho fatto una marea, però Sì, come diretta questa è la prima in assoluto. La prima di tutte. E devo dire che sono soddisfatto perché Like, stiamo avendo abbastanza successo. Sì. Marco dice diamo una mano a chi ha bisogno, è una brava persona. Deborah dice sono di Brindisi, sono una tua fan, spero di venire a trovarvi
posso essere tua amica? Certo, Deborah, fai certo, scherzi. certo, Deborah. Ripeto a tutti quelli che ci stanno seguendo, Cicciuzzo Certo. è qua, Cicciuzzo non va cercando solo l'anima gemella, ecco, fatta bene meglio. No, certo, Ah, così, Cicciuzzo non va cercando solo l'anima gemella, certo. Ciccuccio, Cicciuzzo, scusate per il grambugliamento di parole, va cercando anche un'amica, perché Cicciuzzo si sente almeno meno solo, perché finora è stato tutti questi mesi in solitudine, è stato depresso, Sì. è stato giù di morale, ed è brutta la solitudine come lo sappiamo, non si Certo. può, non si No, può. non si Per può. cui per Cicciuzzo va bene anche un'amica, non è che per forza deve essere l'anima gemella, perché poi se spunta qualcosa poi in futuro No. spunta. Per contattare Cicciuzzo non potete fare altro che andare su Facebook, cliccare su Lino Banfi, Sì, Lino Banfi come l'attore, esatto, e appare la foto di Cicciuzzo che c'ha una Maserati, so che Maserati? No, ma è due supercar, kit. Ah, Supercar, kit di Supercar. C'è Cicciuzzo che c'ha la kit di Supercar. Cliccate lì e Cicciuzzo vi risponde. Vi mandate un messaggio e poi automaticamente vi cominciate a sentire. Facilissimo. Fatevi sentire perché Cicciuzzo è una brava persona e se lo merita. Grazie Peppe. Sei un grande anche tu Peppe. Ah, Allora, scrivete se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, cosa. Scrivete perché a Ciccio ci piacciono queste cose, vero? La verandura che dice no, no, continuiamo. Ti piacciono diretto? Allora, no, è bello, è una cosa come si passa il tempo. Guarda. grazie. Grazie Giuseppe. Grazie. Che qua sempre complimenti. Ciccio, tu ma dico certo. io che qua ti vanno bene. Allora ragazzi, scrivete perché Cicciuzzo è qua a vostra disposizione, meglio di ora non c'è, per Certo. cui fate le domande e Cicciuzzo risponde. Grazie dei like che state mettendo perché sto vedendo che già abbiamo superato quasi 18 like, perciò vuol dire che la cosa piace e se piace a voi, piace anche a noi, soprattutto a noi che a voi. È Certo, giusto? certo, Per cui andiamo a fare vabbè. ancora più piacere. Per cui Bisogna- mettete sempre like e continuate a fare domande che Cicciuzzo qua risponde. Ah, sapore di mare dice il tuo piatto preferito, la cosa che ti piace mangiare più assai. Allora, il mio piatto preferito mi piace pasta a forno. Pasta a E foglio, poi per esempio se c'è un risotto, con i gamberoni, dipende il secondo risotto alla marinara ti la piace? marinara, sì, pure. No, Quindi perché pasta a foglio e risotto alla marinara non è che sono no, pietanze ah, difficili da preparare. Bene o male, se c'è qualcuno volenteroso o qualcuna volenterosa, si fa sentire con Cicciuzzo e Cicciuzzo si mette a disposizione da casa e facete mangiare, insomma, non c'è è problema, passato tempo. non c'è problema con vai a Allora, trovarmi. Lucia, c'è Lucia, ciao Cicciuzzo, scrivo dalla Puglia. Alberto, Ciao. complimenti, ti seguo da 12 anni. I tuoi video mi hanno tenuto compagnia sempre. In Puglia c'è Lino Puglia. Bombe, mi pare. Chi c'è? Lino Bombe è pugliese. Lino Franchi. Lino Bombe, Ah, Lino Ban. l'attore è pugliese. Quando incontra Lino Bombe mi manda un saluto. Claudio dice se capito dalle tue parti un caffè insieme ce lo prendiamo. Ok, Allora, poi c'è Sapore di Mare, vuole sapere stasera che mangi. stasera mi ho comprato un po' di salsiccia e un poco di misto di carne, c'ho quella a brodo, quei bistecche di piarrustre, perché sono da solo, ho comprato un po' di Sì, carcocciole, anche perché non è che ne accatta assai, solo no, per te, se, ecco, se, giustamente. se ci fosse un po' di compagnia Dice, mangiasse 22. mangiasse anche Uno sente più piacere. certo, in Logico. uno che c'è la voglia di mangiare come prima, perché quando uno che è in due si passa il tempo, fai dire una cosa importante. Ah, qua c'è Lucia, vuole sapere, hai fratelli o sorelle? No, non ci sono fratelli, manco sorelle, sono da solo, Figlio unico, Figlio Cicciuzzo è figlio unico. unico così. Peppe vuole sapere dove abiti. A Campobello di Mazzara. Campobello, di Mazzara. Diciamo che sei al centro, Sì, giusto? Al centro, bene o male. a Cina. Continuate con le vostre domande. Giuseppe dice ragione hai Ciccio, il Lino Banfi è da Puglia, Sì. di E Canosa di Puglia. E tu lo vedi all'Ino Bombi, proprio la storia lo vedi. Se lo vedi mi manda un saluto di Campobello di Mazzara.
anche che io non lo conosco, però mi vedo che in famiglia di questo attore, tutte le linee banche, tutte me le guardo. Tutti che ci sono, tutti i film di Lino Bianco. tutti, Ti piace? sì sì, quelli che già lavoravo con Pierino, con Mario Petale, Pierino, tutte. Allora, grazie ancora dei vostri like, perché qua già 18 like. Allora, sono felicemente sposata. Mio marito sa tutta la sua storia. Io credo nell'amicizia vera e leale. Spero davvero di essere io per voi. Scelto. Ok, A disposizione. Allora, Nunzia dice, ma non doveva andare via? Sì, Nunzia, perché credevo che il telefono fosse scarico, invece c'era la luminosità è a bassa. luminosità bassa, che non volendo Sì, con le sì. mie dita l'ho ammaccata e quindi E praticamente si dice non niente. vedevo più niente. Eh. I messaggi non li vedevo No, più no, perché te ho visto fai- che la il telefono cosa è- è mai chiudere. Invece, il telefono è fortunatamente ho trovato a Ciccio che è un grande esperto di combattere con i telefoni. Avete il combattuto con i telefoni e con i computer, Eh, però senza fare danni. è Sei un più grande onesto. esperto di telefonine e cose, dice, vedi che hai sarà la luminosità. Sì, sì. Sai la luminosità. Perché non è questione di batteria, perché io ce l'ho uguale. Allora, Giuseppe, un altro Giuseppe vuole sapere, sei ancora convinto di volere una donna? Cioè, è normale. sì. Se mi capita, Sì. se mi capita di averla, Che bello. non chiedo niente di quello che c'è, basta che mi rispetta e mi ama veramente, perché se si nasce una donna, la prende un uomo in giro, oddio, né l'uomo la prende in giro la femmina e manco la femmina Ci vuole, entrambe, ci vuole il rispetto da entrambi i sessi. Sì, sì. È giusto? La prima cosa è questo, La prima cosa è questo, non prendi in giro. Rispettando, guarda, non è che dici che... Ah, Peppe. Questa è una bella domanda. Saresti disposto a fare un altro figlio? Dico se tu trovassi l'anima gemella, giusto? Se tu trovassi sta picciotta, se tu trovassi sta picciotta, ti frequenti con qualcuno, e chi sa viene a abitare con te e nasce quello che dovrebbe nascere, o facessi un altro figlio? Non l'ho visto. Tutto Che il bene a cuore. dire, basta che si tratta di cavalcamento, cioè, perché chi si ferma più, Non c'è no. andiamo già gli amici, non so io. A te voi che hanno una reputine, tum. Per cui ce n'è problema, capi, figli, capi. Ma fermalo, cioè. Perciò, andiamo avanti. Allora, Ciccio, ti ritieni fortunato di aver conosciuto Alberto? Sei contento di aver conosciuto me? Certo, per me è come un fratello. Per me è come un fratello, è guai quel che lo tocca. Devo dire che l'ho voluto sempre bene io, dalla Sì, prima volta che l'ho intervistato, che l'ho visto a Cossini Cunico, fino adesso, fino a oggi, Ci siamo incontrati, se mi ci ricordo, siamo voluti sempre a bene. Strefondate, ricordo quando Sì, mi sì, gambere. sì. Dopo mi ricordo, perché quando ho visto, io ti veniva per la giratia. Sì. Però non pensavo che eri tu, e pensavo che quando c'era Di Mediaset, magari Alberto Castagna, Sì, ricordo, sì. perché lui girava con questi gamberi Sì. così. Vabbè, sta finendo qua la batteria, quindi amici questa volta veramente vi dobbiamo lasciare perché il telefono è scarico e al momento si chiude. Io vi ringrazio a tutti per i vostri like che avete messo e ringrazio a tutti quelli che ci seguono, a tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti, specialmente ai complimenti che avete fatto al mio amico Ciccio. E vi ripeto, per tutti quelli che lo vogliono contattare, il sito si chiama Lino Banfi su Facebook. Sì. Andate lì, chiedete l'amicizia o gli mandate un messaggio e Ciccio vi risponderà. Un grosso saluto, grazie ancora. Ciao dai vostri amici, Tranamur Siciliano. Ciao, Siciliano. grazie.